Abitando appunto nella zona di Rio Nuovo e vedendo crescere costantemente il traffico di natanti, mi sono chiesto quali potessero essere il numero di questi natanti e tramite i dati del sistema di telecamere Argos abbiamo capito che arrivavano anche a 73.000 natanti al mese, quindi una media di 3.000 natanti al giorno. Di conseguenza ho detto, ma tutti questi natanti che livello di smog potranno produrre, visto che io ho tutte queste problematiche di salute, di infiammazione, lacrimazione degli occhi, eccetera. In coincidenza con il suo trasferimento nella zona di Rio Novo a Venezia, il signor Mozzato ha iniziato ad avere problemi di salute, soprattutto respiratori, e dopo aver escluso vari fattori ha pensato che la colpa fosse dell'aria inquinata. Così ha chiesto agli organi competenti, tra cui l'ARPAV, di monitorarla e i dati si sono rivelati decisamente alti. Dal punto di vista di ossido d'azoto, Venezia nella media giornaliera Rio Nuovo ha dato risultati 2 volte e mezza quelli che sarebbero le altre zone e soprattutto superiori alla media stabilita per l'ESE, la media annua parliamo di 40 microgrammi a metro cubo. Siamo arrivati a una media di 90 in certi momenti, con picchi di 172 microgrammi al metro cubo. Così ha sollevato la questione in primis con l'amministrazione. Ancora l'anno scorso mi sono chiesto e ho scritto delle lettere il 19 di dicembre sia all'amministrazione comunale che regionale chiedendo come mai non ci fosse nessun provvedimento di blocco di natanti, anche se non sapevamo ancora quali drammatici dati sarebbero usciti appunto dall'elevamento. Io credo che le cose si sanno ma non si vogliono risolvere, perché probabilmente il giro di affari che c'è a Venezia sotto gli occhi di tutti fa sì che Venezia venga costantemente soffocata dal turismo e conseguentemente fatta anche soffocare dalle emissioni di tutti i natanti che ci circolano proprio anche in conseguenza a un numero eccessivo di turismo. Secondo il professor Mozzato la soluzione sarebbe semplice e di facile attuazione. Le targhe alterne perlomeno per i natanti e quantomeno la ZTL per Rio Nuovo, perché non c'è nessuna necessità che tutti passino di là, è solo una mera convenienza per risparmiare quei 2 minuti. 2 minuti che costano molto cari alla salute di tutti i cittadini, anche di tutti gli studenti e il personale dell'università.